Amici, eccoci in palestra. Oggi facciamo un allenamento per chi ha magari subito operazioni, fratture eccetera alla parte inferiore del corpo. Io non sono né un fisioterapista né un medico, quindi le mie indicazioni sono comunque generiche. Magari confrontatevi con un vostro dottore di fiducia prima di fare quello che vi propongo. Questi esercizi di cui parleremo sono comunque esercizi genericamente validi per chi ha problemi alla parte inferiore del corpo a seguito appunto di un infortunio, come potete vedere. Via, cominciamo! Allora, direi di iniziare con 3 minuti di Top XT. Per chi non l'avesse nella propria palestra, possono andare bene anche dei manubri più leggeri, lavorando un po' con le braccia, col petto e comunque le parti superiori del corpo. Oggi non alleneremo la parte bassa delle gambe, riderete perché io non l'alleno quasi mai e non va bene, quest'inverno l'allenerò molto di più, perché la parte bassa del corpo in realtà favorisce una reazione ormonale per cui cresce tutto il corpo maggiormente di massa. Io, come molti maschi, solitamente alleno più la parte superiore, dopo poi mi viene il fisico alla Johnny Bravo e non va bene. Ma a parte questo, anche per chi vuole salire di massa nella parte superiore, deve fare come dico io, allenare di più le gambe, che tendenzialmente preferiscono allenare le ragazze. Fra l'altro, detto fra noi, solitamente a livello estetico la donna sta meglio con la parte sottosviluppata, mentre un uomo con quella sopra sviluppata. Come primo esercizio, come abbiamo fatto anche per il workout estivo prima che io mi facessi male, iniziamo con le braccia, con i curl alternati. Fra l'altro c'è Beating of My Heart, che è una delle mie canzoni preferite per allenarmi in palestra. Ci facciamo aiutare facendoci passare i bilancieri, li facciamo da seduti perché altrimenti ci facciamo male. I pesi quando si passano vanno sempre tenuti nei 2 dischi laterali, uno alla volta, vanno portati verso le braccia di chi li sta usando. Facciamo da seduti in modo che non si scarichi sulle gambe. Normalmente io preferisco farlo in piedi, anche se da seduti è meglio perché isola di più il braccio. Mi sto tenendo leggero, sto facendo 14 kg, che per chi si allena da un po' come me sono pochi, però sempre meglio fare poco per non andare appunto a caricare la gamba o le gambe che ci fanno male. Io ricordo una frattura del metatarso, quindi non posso spingere il peso del corpo sul piede. Devo fare anche in modo che il piede non si tiri, perché altrimenti i muscoli collegati vanno, diciamo, a infastidire la saldatura dell'osso. Come secondo esercizio direi di fare i tricipiti, che sono gli antagonisti dei bicipiti. Come ho già spiegato nel video del workout estivo, quando andiamo a caricare molto le braccia le sconsiglio all'inizio perché altrimenti sono fiacche per altri esercizi. Quando invece non carichiamo tanto, come in un caso di un workout estivo o di un workout da infortunato, carichiamo un po' meno, ecco in questo caso partiamo con le braccia. Per i tricipiti a me piace fare molto una sorta di scalata, una sorta di super serie, quindi la prima serie per esempio la facciamo con 55 kg e le facciamo esaurimento tipo 6-8, poi andiamo a 50, facciamo quelle che riusciamo a fare, così via fino a circa 25 kg. Via, partiamo da 55. 10. Sentirete che i tricipiti bruceranno di più verso le ultime serie, quindi il peso che all'inizio tipo 55 ne fate 10 tranquillamente, arriverete quando siete su 40 che fate fatica a farne anche 8. Questo fa bruciare i tricipiti, ma nonostante sia con un numero elevato di ripetizioni,
crea ipertrofia perché il muscolo per sopportare lo sforzo cresce. L'importante è non farlo aerobico, quindi non andare troppo veloce, buttare bene fuori l'aria per un'esecuzione corretta, quindi dritti, spalle dritte, presa coi pollici. Io preferisco tenerli sopra, non sotto, perché si lavora meglio, si isola di più il muscolo. Si va in questo modo e si spinge giù e si torna su fino a circa 90 gradi. Non andate più su, se no andate a far lavorare troppo il gomito, ma arrivate fino qui e arrivate fino in distensione. Quindi è una sorta di super serie in stripping praticamente. Sempre ricordiamoci, non caricate sul piede, deve rimanere lento il piede, tutto sull'altro. Io nel mio caso, avendo la frattura al metatarso, sto leggermente sul tallone, ma ripeto, non vado a sforzare, non devo spingere, la gamba è rilassata. Ricordatevi l'esecuzione corretta, il gomito è sempre fermo, si muove solo l'avambraccio, la spalla non si muove per niente, alcuni lo sbagliano, fanno un po' così, mai, come l'hai sbagliato prima, te poco fa, vado Allora, il prossimo esercizio che faremo è per i pettorali, sempre caricando poco, facciamo le croci su panca inclinata. Teniamo un peso non troppo alto, anche perché questo esercizio tecnicamente deve essere molto pulito. Fate finta di abbracciare un enorme tubo mentre lo fate, quindi le braccia sono leggermente piegate, si aprono senza arrivare troppo giù, ma tanto da tendere il muscolo. Questo allarga la larghezza del pettorale, l'ampiezza. Controlliamo il movimento quando andiamo su, non diamo il colpo, ma fermiamoci. Per le croci facciamo 4 serie da 8 ripetizioni l'una, con pausa, direi in quasi tutti gli esercizi di tenere 1 minuto fra una serie e l'altra. Come prossimo esercizio faremo la classica lat machine, presa abbastanza larga, perché in questa scheda che stiamo facendo lavoriamo più sulla tecnica e sull'allargamento, quindi esercizi per esempio più a prese strette o il rematore sono comunque esercizi che vanno caricati molto per fare spessore. Al contrario, le croci sono un esercizio tecnico da non caricare molto ma da aprire. Idem la lat machine, se la facciamo a presa molto aperta non andiamo a caricare molto, ma andiamo a lavorare molto bene sulla tecnica per allargare la schiena, per avere le ali, insomma. Lenti, arriviamo fino in fondo, tiriamo. In questo esercizio lavoriamo in maniera antagonista ma uguale ai pettorali, quindi faremo sempre 4 serie da 8 ripetizioni l'una. Per lavorare il trapezio lo isoliamo rispetto alle gambe, quindi da seduti. Ci facciamo aiutare prendendo 2 pesi pesanti, abbastanza, nel mio caso ho preso 20 kg per braccio. Tiriamo sulle spalle senza andare a toccare la panca, stando attenti. Tiriamo su, chiudiamo, contrazione massima, spingiamo giù. Per le spalle facciamo le spinte indietro, dove non lavora la gamba, stando giù, peso abbastanza leggero, apertura. Mamma mia Flavio, con sto calcetto sto proprio inguaiato, Non è bastato il piede, quindi sono anche distrutto qua. Cosa dici Flavio, ti piace il calcetto? Sì, me lo sport. Si fa male. Stare attenti. In tanti anni che faccio i tornei, anni che ho giocato a calcio, è l'unico infortunio vero, grosso che mi sono fatto. Allora, torniamo a prima. Super serie, quindi partiamo dal trapezio, qui carichiamo il massimo.
Quindi lì massimo peso, nell'altro esercizio invece peso ridotto, più attenzione alla tecnica, braccia un po' piegate, 8 volte l'altro, 8 volte questo in super serie, cioè un esercizio, poi la pausa. Adesso io ho fatto un po' più di pausa a spiegare, però dovrebbe essere quasi attaccato. Più veloce su, un po' più lenti giù. And that's it. Questo è. Direi che ha fatto questo, amici, abbiamo finito la scheda. Quando starò meglio vi farò vedere altri esercizi, altre tecniche di allenamento, ma finché non mi riprendo terrò questa routine con magari qualche piccola modifica, ma può andare bene. Durante questa routine, come vedete, abbiamo allenato tutto, abbiamo allenato i bicipiti, i tricipiti, la schiena, il petto, le spalle. No, nell'ordine prima il petto, poi la schiena, poi le spalle in super serie col trapezio. Questo basta. Le gambe chiaramente le riprenderò ad allenare quando mi rimetterò, farò anche una sorta di piccola riabilitazione, perché in realtà sto fermo circa 20 giorni, un mese, quindi non c'è una vera e propria riabilitazione nel senso vero della parola, ma dovrò piano piano riprendere a camminare. Amici, alla prossima!